È importante iscriversi all'insegnamento del friulano e quindi per i genitori avvalersi di questa opportunità. Perché? Perché l'insegnamento del friulano è garantito dalla legge, prima dalla legge nazionale 482, poi dalla legge regionale 29 e più recentemente dal regolamento regionale. Quindi è una grande opportunità offerta agli alunni. È bene allora che i genitori al momento delle iscrizioni scelgano di avvalersi di questo insegnamento per come è organizzato all'interno della scuola, perché l'insegnante di friulano, che molte volte è lo stesso docente di scuola, che ha delle competenze riconosciute per l'insegnamento del friulano e quindi è inserito in un elenco regionale specifico, decide in autonomia e con flessibilità quando utilizzare la lingua friulana, che può essere utilizzata come lingua veicolare, e quindi è bene che l'intera classe possa avvalersi di questa crescita formativa che viene determinata anche da una valorizzazione di un patrimonio linguistico, culturale, geografico, che appartiene ad un territorio e quindi è valido sia per chi è nato in quel territorio, sia perché in quel territorio è arrivato, ma ha necessità di approfondire una conoscenza che naturalmente guarda al locale, ma si proietta in una dimensione europea, magari anche delle volte con l'inserimento del friulano in un contesto più ampio, plurilingue, e quindi con la possibilità di progettare anche delle relazioni, dei partenariati con altri paesi dove viene utilizzata un'altra lingua minoritaria. Per fare tutto questo poi consideriamo che la scuola ha necessità di uscire dalla propria autoreferenzialità, deve dialogare con il territorio. Quindi l'insegnamento del friulano offre tante opportunità anche in questo senso, cioè di avere degli alleati, che sono quelli istituzionali, ma anche non, e sono anche i soggetti che operano nel territorio e che a diverso titolo quindi possono integrarsi nella progettualità di scuola. Per tutti questi motivi rinunciare all'insegnamento del friulano significa rinunciare ad una dimensione di valorizzazione di patrimonio culturale.